Buongiorno e benvenuti, oggi è sabato 28 febbraio 2026. Il sole sorge alle 6:31 e tramonta alle 17:52, la luna si leva alle 6:51 e cala alle 18:35. Oggi celebriamo San Romano. Il nome romano deriva dal latino romanus e significa abitante di Roma, ma anche il cittadino dell'impero romano. Oggi, 28 febbraio, si celebra la Giornata internazionale delle malattie rare. Una malattia viene definita rara quando colpisce meno di 2 persone ogni 10.000. Tra le migliaia di patologie conosciute ad oggi, solo per 450 sono state individuate terapie farmacologiche. Sono necessari più investimenti nella ricerca scientifica, che rappresenta una speranza per le persone affette da queste malattie. Oggi compie 26 anni una giovane promessa del calcio italiano, Moise Kean, l'attaccante che ha esordito in Serie A e Champions League a soli 16 anni. Kean ha dimostrato il suo talento in nazionale, segnando gol decisivi. Dopo aver giocato in Inghilterra e in Francia è tornato alla Juventus, dove ha cercato di ritrovare la sua forma e la sua fiducia. Il 9 luglio del 2024 si è trasferito a titolo definitivo alla Fiorentina per 13 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Oggi vi raccontiamo come due scienziati, Francis Crick e James Watson, hanno scoperto il 28 febbraio 1953 la struttura del DNA, la molecola che contiene il codice della vita. Il DNA è formato da 2 fili avvolti a spirale come una scala a chiocciola che tengono insieme grazie a 4 basi. È così che il DNA può trasmettere le informazioni genetiche da una cellula all'altra e da una generazione all'altra. Per la scoperta si basarono anche sul lavoro di Rosalind Franklin, una biologa che scomparve prima di ricevere il Nobel, che andò invece a Crick, Watson e Wilkins nel 1962. Dalla robustezza eccezionale alla straordinaria leggerezza, le proprietà di alcuni materiali che usiamo sono davvero strabilianti. Certi materiali, naturali o artificiali, offrono alternative in grado di rendere più facile e sicura la nostra vita. Per esempio, si può far crescere un nuovo osso con impianti di schiuma di metallo incorporati nell'organismo. O ancora esiste una plastica autorigenerante che contiene capsule che, se danneggiate, scoppiano, facendo reagire il liquido interno che si solidifica e ripara i buchi. Immaginate di entrare in un negozio di elettrodomestici e di vedere per la prima volta un televisore che trasmette immagini a colori. Questo è quello che è successo a migliaia di persone il 28 febbraio 1954, quando venne presentato il primo televisore a colori in commercio. Aveva uno schermo di soli 15 pollici e costava $1.300, una cifra enorme per l'epoca. Fu l'inizio di una nuova era per la TV. Se vi capita di fare le cose alla Carlona, sappiate che state usando un modo di dire molto antico che si riferisce a Carlo Magno, l'imperatore del Sacro Romano Impero. Nei poemi cavallereschi Carlone era descritto come un uomo goffo e semplice che non si curava del suo aspetto e vestiva abiti rozzi e inadatti al suo rango. Fare le cose alla Carlona significa quindi fare le cose in modo superficiale, approssimativo e senza cura. Si usa per criticare qualcuno che non si impegna abbastanza in un lavoro, in uno studio o per descrivere un atteggiamento negligente e cialtrone. Il matto di oggi è Lucio Apuleio, un genio della letteratura antica, grande viaggiatore e appassionato di filosofia e culti misterici. Apuleo venne anche accusato di praticare la magia per aver sposato una ricca vedova molto più anziana di lui, ma si difese con una splendida orazione in cui smascherò l'ignoranza e l'invidia dei suoi accusatori. È l'autore di Metamorfosi, un romanzo pieno di avventure in cui il protagonista trasforma Lucio in un asino per errore e vive esperienze incredibili. Tra le varie storie inserite, la più bella è la favola di Amore e Psiche, la storia d'amore tra una fanciulla e il dio dell'amore. E ci salutiamo anche oggi con la nostra frase del giorno. Se dici sempre la verità, non devi ricordare nulla. E con questo anche il nostro appuntamento di oggi termina qui, però una cosa ricordatela, domani ci vediamo sempre alla stessa ora per iniziare al meglio la giornata con l'Almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaire.